e Bioscart, volto alla valorizzazione degli scarti dell'Opuntia ficus indica, è approdato nuovamente a Santa Margherita del Belice e Roccapalumba, due dei tre poli produttivi, insieme al sud-ovest etneo del progetto che ha come capofila il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia del PRS Sicilia 2014-2020. Nei due centri siciliani, nelle giornate di sabato e domenica scorso, sono state incentrate sull'attività scientifico-divulgativa con il convegno dal tema Valorizzazione degli scarti di fico d'India, consuntivo di medio periodo su innovazioni, bioprodotti e nuove opportunità di mercato. Partner del progetto sono stati l'Università e gli Studi di Catania, la deliziosa azienda agricola di Laura Bonanno, l'azienda agricola Lucia Bonanno, l'azienda agricola Giacomo Bruzzo. I convegni sono stati patrocinati dai comuni e dagli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali delle province di Agrigento e di Palermo, che hanno concesso il patrocinio gratuito. Interessanti anche le visite nei campi sperimentali con dimostrazioni in campo e applicazione degli scarti da processi e risultanze agronomiche. Siamo giunti a consuntivo del progetto Bioscart a Santa Margherita del Belice, Roccapalumba, per presentare i risultati di medio periodo del progetto, che lascia ben sperare. È una speranza per gli agricoltori soprattutto, che confidano in questa nostra attività di trasferimento di processo e di prodotto sul territorio, un'opportunità per accrescere il loro reddito di impresa. In un'ottica di azienda multifunzionale, se negli anni 70 si chiedeva sostenibilità di tipo ambientale, oggi la sostenibilità deve essere ancor più di tipo economica, ed Bioscart in questo senso è nel solco. I risultati lasciano sperare bene e quest'oggi, alla presenza del direttore Cartabellotta, delle massime autorità, spiegheremo al territorio quali sono i risvolti positivi per il futuro e verremo incontro all'esigenza forte e consistente che questo territorio splendido rivolge al parco scientifico e a tutto il partenariato di Bioscart. Abbiamo presentato i risultati del lavoro che abbiamo fatto in laboratorio sulla valorizzazione degli scarti da fico d'India. In particolare noi abbiamo studiato dei frutti che non erano idonei alla commercializzazione del fresco e da questo abbiamo ottenuto diverse frazioni a partire da polpa e un succo, ma in modo particolare poi abbiamo valorizzato anche i semi ottenendo un olio, estraendo l'olio da questi semi, ma poi abbiamo estratto anche un concentrato di colorante che può essere molto utile sia utilizzato come colorante naturale ma anche come stabilizzante di altri succhi. Non ultimo abbiamo utilizzato le bucce per un'ulteriore estrazione di composti, ma anche per mandarle poi in ultimo in un impianto di biogas per ritornare poi come digestato, e quello che noi era partito dal campo di fatto è tornato di nuovo come ammendante, come concime naturale. Il fico d'India è il prodotto più importante, identitario per Santa Margherita e di Santa Margherita. Le fico d'India più buone sono proprio prodotte qui, perché le condizioni climatiche da sempre determinano questa qualità veramente eccezionale. Questi sono giorni particolarmente difficili per la nostra comunità, perché proprio lo scorso 30 settembre è accaduto un evento atmosferico avverso particolarmente grave, quindi questo è un momento difficile, però questo convegno vuole testimoniare il desiderio, la voglia di riscatto della nostra comunità, e in questo momento siamo veramente a fianco dei nostri produttori, tutti uniti, e chiediamo anche un raccordo operativo, un sostegno, perché il Comune da solo non può fronteggiare i danni causati da questa calamità. Noi quest'anno, per rispetto nei confronti dei nostri produttori, raccogliendo il sentimento, lo stato d'animo dei nostri produttori, abbiamo ritenuto di non procedere quest'anno alla sagra, ma la sagra è un appuntamento nostro. Anche questo è una cosa particolarmente bella, perché non è soltanto occasione di promozione del fico d'India, ma c'è un insieme di attività collaterali
molto interessanti anche di natura culturale. Noi per quanto riguarda il fico d'India siamo consapevoli anche delle straordinarie proprietà, ecco, del fico d'India, non solo come frutto ma per tutta una serie di derivati, gli estratti secchi, le qualità diuretiche, depurative, antiossidanti, dei principi attivi contenuti nel fico d'India, e nella nostra particolare, e questo lo sottolineo, la nostra particolare prodotto che nasce proprio qui a Santa Margherita, nel territorio di Santa Margherita, che da sempre garantisce una qualità eccezionale del prodotto. Oggi diciamo, è la giornata conclusiva, la giornata clou della Sagra del Fico d'India, dell'Opuntia Ficus Indica Fest. Nell'ambito di questa grande manifestazione che è proprio incentrata sul frutto di cui oggi parliamo, del Fico d'India, ci sono tanti eventi e anche il convegno di oggi fa parte di questa bellissima manifestazione, un convegno importante, un convegno in cui si parla di Fico d'India, di tutti i suoi utilizzi anche nell'ambito dell'economia circolare, dico, perché del Fico d'India, come dico da un po', non si butta più niente, non si scarta nulla, forse solo le spine.